Sicilia, nella mia terra, collaboro, diciamo, sono volontario in una missione di Fratello Biagio, dove accogliamo i poveri che vengono da tutto il mondo. Logicamente ci sono i nostri fratelli bianchi, ma ci sono anche i nostri fratelli neri. Vivendo in Sicilia è chiaro che l'arrivo dei migranti per anni è stata una costante. Abbiamo visto sbarcare in tutti i modi, in tutte le condizioni possibili e immaginabili. È difficile parlare con i ragazzi che arrivano dopo aver fatto un viaggio come più o meno quello che avete visto nel film. È molto difficile perché loro non amano parlare, giustamente, sono molto... quello che succede alle volte è molto più terribile rispetto a come l'abbiamo raccontata noi, però qualcosa ti raccontano piano piano. Ma io non ero ancora diciamo, soddisfatto dei loro racconti, perché anzi più sentivo i loro racconti più avevo voglia di andare a capire, perché io credo che sia questo il problema centrale del nostro tempo, capire. Cioè noi viviamo in un'epoca in cui ci sono atteggiamenti fortemente negativi, cioè non voglio dire razzisti, perché a volte non è proprio il razzismo il problema, è proprio la negatività. Io credo che in ognuno di noi c'è la paura del diverso, di chi è diverso da noi, è una qualcosa che ha a che fare con l'inconscio di noi uomini. Voglio raccontarvi questo piccolo episodio per cercare di capire, cioè per cercare di spiegarvi meglio cosa voglio dire. Quando noi eravamo lì, bambini più grandi, cioè, insomma ci volevano bene, giocavano con noi, ma una volta c'era una donna che aveva in braccio un bambino piccolissimo, forse ancora non camminava, quindi sicuramente aveva meno di un anno, e io sono andato lì per fargli una carezza, lui mi ha visto, e appena mi ha visto ha incominciato a piangere, un pianto disperato, proprio non c'era possibilità di consolarlo, io non capivo, e poi mi è stato detto: lui piange perché tu sei bianco, lui ha paura di te perché tu hai la pelle bianca. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è inconscia la paura del diverso, e questa paura ce l'abbiamo tutti, è inutile, c'è anche quelli come me, io spero almeno di non essere razzista, anzi di avere un'idea molto molto aperta rispetto ai temi dei migranti che arrivano, anche perché, ripeto, vengo da una terra che noi per anni, per più di un secolo, siamo stati un popolo in cui eravamo noi che emigravamo verso le zone più ricche, eccetera. Però questa paura c'è. Allora come si può superare questa paura? Questo è stato il mio problema. Allora questo film io l'ho fatto perché volevo capire prima di tutto, per poi cercare di dare un'idea di quello che ho capito, anche se, ripeto, non so se ho capito bene tutto, però ecco, raccontare l'Africa, raccontare la storia di un villaggio, raccontare quello che succede, che è normale per loro, cioè abitare in un villaggio dove non c'è luce elettrica, dove non c'è acqua potabile, dove si mangia, quando si mangia, una sola volta al giorno, dove 20 bambini su 100 muoiono prima di raggiungere i 5 anni di età, ma non è che muoiono perché hanno chissà quale malattie, muoiono per delle cose banalissime, per una malaria presa 2, 3, 4 volte, muoiono perché hanno l'infezione che non riescono a curare perché non ci sono i medici, non ci sono le medicine, per denutrizione alle volte perché non c'è il latte, ci sono le uova, eccetera, eccetera. E quindi raccontare questa realtà io credo che sia il modo migliore per capire quello che sta succedendo e per capire anche perché qualcuno di loro, noi ci hanno fatto credere che chissà che invasione, usando queste terminologie, ma di cosa stiamo parlando? In Africa ci sono 500 milioni, forse anche di più, di persone. Voi pensate che 100.000, 150.000 che arrivano in Europa, non in Italia, perché la maggior parte di quelli, vi assicuro che è così, che arrivano in Italia non vengono per stare in Italia, loro vogliono andare da un'altra parte. Possiamo chiamarla invasione, l'invasione è una cosa diversa. Loro si muovono all'interno dell'Africa
emigrano tra i paesi dell'Africa quando ci sono carestie, quando ci sono guerre civili, eccetera, eccetera, ma lo fanno all'interno dell'Africa. Qualcuno, pochissimi, vengono verso l'Europa per tanti motivi che non sto qui a raccontarvi, però ecco, io non ho voluto dare risposte in questo film, non ho voluto dare soluzioni, ho finito il film nel punto in cui poi noi sappiamo le cose, cioè quando sei sul mare poi ti può succedere, non è che hai molte alternative, o affondi, e purtroppo spesso capita, o qualcuno ti raccoglie, ti mette su una nave e ti porta qui da noi. Cosa succede poi qui da noi è un altro discorso che io non ho voluto affrontare. Ecco, questo è un po' il senso, diciamo così, di questo film, un film che io ho fatto partendo per quanto riguarda lo stile, il racconto, eccetera, ho voluto fare un processo francescano, cioè nel senso proprio di sottrarre tutto, la conoscenza, l'arte, le tecniche, cioè, perché volevo cercare di arrivare il più vicino possibile alla loro condizione, di essere il più vicino possibile a quella realtà, quindi di non mettere nessuna sovrastruttura, anche perché i bambini che recitano in questo film, si chiamano David e Fatmata, il ragazzino e la ragazzina, cioè io sono abituato a fare film con attori non professionisti, il mio stile di racconto, nella maggior parte dei miei film non ci sono attori professionisti, ma in questo caso mi sono trovato di fronte a una problematica ancora più difficile, ancora più complessa, cioè questi bambini non è che non erano, diciamo, come si dice, no, sono attori di strada, questi bambini non sapevano cosa fosse il cinema, non sapevano cosa fosse un film, non avevano mai visto in vita loro un film, e quindi ho dovuto, come dire, arrivare al loro di livello, non potevo portarli al nostro di livello, e questo è un discorso che riguarda me e riguarda lo stile del film, ma è un discorso che riguarda tutti noi quando parliamo e quando ragioniamo sui fenomeni dell'emigrazione, cioè il punto di partenza è qual è la loro cultura, qual è la loro realtà concreta di vita e in che modo noi ci rapportiamo, ci possiamo rapportare con questa loro condizione di vita che è sociale ma è anche esistenziale, ma è anche culturale. Noi per secoli siamo andati in Africa e abbiamo fatto le cose più terribili, tutti noi, cioè nessuno si salva da questo punto di vista, né noi italiani, né gli inglesi, né i francesi, nessuno, né gli spagnoli, né i portoghesi. Perché? Perché siamo andati lì e abbiamo rapinato tutto quello che c'era da rapinare, comprese le loro vite, cioè con quanti milioni di persone abbiamo preso dall'Africa, le abbiamo incatenate, le abbiamo mandate nelle Americhe a fare gli schiavi, sono tanti nel corso del tempo. E nonostante questo, cioè, abbiamo rapinato tutte le loro risorse, abbiamo disegnato confini assurdi. In Africa non c'erano le nazioni, non c'era il Ghana, non c'era la Nigeria, non c'era la Sierra Leone. La Sierra Leone è stata comprata dagli inglesi dove noi abbiamo girato il film, dove è stata comprata con i soldi, a fin di bene, perché hanno fatto diciamo così, per cacciare via i portoghesi e eliminare la tratta degli schiavi, però poi per 3 secoli sono rimasti lì, però poi per 3 secoli, 4 secoli hanno rapinato le loro miniere di diamanti, hanno cambiato le cose, hanno cercato, perché noi abbiamo sempre avuto questo tipo di idea, noi siamo la civiltà, no? E quindi dobbiamo portare la civiltà, ma di che civiltà stiamo parlando? Questo è il problema centrale, cioè quella, la loro è civiltà, non è diversa dalla nostra, forse è più avanti, è più avanzata della nostra. Io che sono un francescano convinto, cioè anche se cioè, proprio convinto, nel senso che per me l'idea di Francesco del mondo, di San Francesco, è l'unica idea possibile, è l'unica idea rivoluzionaria che ci può essere nel nostro tempo. Loro vivono francescanamente, vivono perché a prescindere di come vorrebbero vivere, perché poi siamo noi che li imponiamo e cerchiamo di imporgli i nostri modelli di vita, ma loro vivono perché vivono all'interno della natura, non consumano niente, cioè non consumano natura, non creano, diciamo così, disastri che stiamo creando noi rispetto al mondo, vivono in modo povero, cioè la povertà è una condizione di vita esistenziale, ma è anche un modo normale di vivere,
e devo dire sono anche felici, molto di più di quanto spesso non siamo noi ricchi con tutti i nostri temi, i nostri problemi eccetera eccetera. Vivono, hanno tantissimi problemi, hanno però vivono, fanno figli, si amano, ballano, cantano e vivono. La sera quando fa buio non accendono le luci, non ci sono le luci, vanno a letto, la mattina prima che faccia il giorno si alzano e la loro giornata inizia in un modo straordinario con la preghiera. Quale giornata nostra inizia con la preghiera? A prescindere per chi crede o non crede, non è quello il problema. Cioè, i musulmani pregano per conto loro, i cristiani pregano per conto loro, poi, e così ringraziando Dio, che se c'è, speriamo che c'è, non c'è lo stesso, il Dio di tutti, il Padre di tutti, ringraziamo perché gli ha dato un nuovo giorno da vivere, gli ha ridato il sole. Ecco, questo è un modo di condurre un'esistenza che è, secondo me, che è un modo che fa parte di un'altra civiltà, di un'altra cultura, ma è forse un esempio di come dovremmo vivere noi. Dove e quando nasce il problema? Perché questo è il discorso. Dove e quando nasce il problema che ci riguarda, cioè il problema dell'emigrazione? Quando a questo modo di vita, diciamo così, si sovrappone un punto di rottura. I punti di rottura possono essere tanti in Africa. Guerre civili, che purtroppo ce ne sono in continuazione, non finiscono mai, problematiche di tipo religioso, carestie. Cioè, se da noi un'annata in agricoltura va male, non è che c'è una carestia, si rovina qualche contadino, però tutti noi continuiamo a mangiare, avere la nostra pasta, avere il nostro pane, eccetera. In Africa è diverso. Se in Africa per un anno non piove, o per 2 anni non piove, inizia la carestia significa non avere neanche quel poco cibo da mangiare, significa che le malattie si sovrappongono, che le malattie si... Ecco, in tutto questo noi occidentali, che abbiamo responsabilità nei loro confronti forti, serie, cosa facciamo? In che modo ci comportiamo? E per chiudere faccio l'ultima metafora che mi è stata fatta da un fratello di colore quando stavo in missione da fratello Biagio. E io gli dicevo, ma perché fate tutto? Cioè, lo sapete la vita? Cioè, dovete attraversare il deserto. Quasi nessuno in Africa sa cos'è il deserto, parlo dell'Africa subsahariana, non ha idea di che cos'è il deserto. I nostri bambini la prima volta che hanno visto il mare l'hanno visto con noi, che glieli abbiamo portati, quindi non sanno che cos'è il mare, non sanno niente di tutte delle distanze che ci sono per raggiungere quello che loro chiamano, i bambini volevano andare in Svezia, ma dov'è questa Svezia? Boh, non si sa. Credono che sia lì dietro perché le loro cartine geografiche, l'Africa è grande e l'Europa è piccola, quindi pensano che è facile raggiungere. E quindi quando succede questo, cioè, ecco, questo fratello mi diceva, tu pensa quando c'è la foresta che brucia, che cosa fai tu? Cosa puoi fare? Tu uomo ma anche un animale, cosa fa? Scappa dal fuoco. Non c'è alternativa, nessuno è pazzo di andare verso il fuoco, scappi. E corri, se ce la fai a salvarti finisce la foresta, ti salvi dal fuoco e davanti a te trovi una valle bellissima, una valle con le casette tutte pulite, linde, uomini e donne civili, vestite bene, che mangiano, eccetera, eccetera. Tu vai da loro e gli chiedi aiutatemi, cioè, sono appena scappato dal fuoco, sono appena scappato da una foresta che sta bruciando. Questo ti guarda e dice, ma cosa vuoi tu da me? Tornatene a casa tua. Questo è quello che facciamo noi, questa è la mentalità che è dominante ormai purtroppo sia in Italia che in Europa. E voi veramente guardando questi bambini negli occhi, cioè veramente abbiamo questo coraggio di dire tornatene a casa tua, questo è il senso e il valore che io spero possa avere questo film rispetto a chi ha la fortuna o la sfortuna di vederlo. Grazie. Grazie, naturalmente diciamo, è aperta la possibilità di intervenire, già vedo, avremmo anche, facciamo, Gianluca, diamo spazio agli interventi, vuoi dire tu qualcosa? Va bene. Chiedo io?
essere registrato credo che dovresti parlare sì, con il microfono. Te lo porto io. Ok. No, solo una domanda riguardo a una scelta di sceneggiatura nel momento in cui i due italiani affidano questi ragazzini a come dire, un percorso veramente ignoto e pericoloso. Loro lo sanno, ma i ragazzini no. Come mai questa scelta? Perché, allora, Intanto parliamo, no, sì. Diciamo, cioè io se vi devo dire qualcosa che non è, diciamo, non è importante, però ve la dico lo stesso, cioè nella storia non erano due italiani che dovevano trovare questi ragazzi, ma erano due beduini nel deserto, due tuareg, due beduini. Poi per motivi burocratici, cioè perché purtroppo c'era una legge in Italia che se tu non hai almeno il 50% degli attori italiani o europei non ti danno la nazionalità, e se non ti danno la nazionalità non ti danno i finanziamenti, quindi abbiamo dovuto inserire questa presenza che non è proprio, diciamo, e poi il motivo, però detto questo, che non c'entra niente, il motivo vero è perché non ci sono i confini, cioè allora, l'unico confine aperto, parlando della fine del Sahara, è quello libico, quello della Libia. Se tu provi a passare per il Marocco ti fermano, se provi a passare per la Tunisia ti fermano, per l'Algeria ti fermano, e tu non puoi andare con dei bambini che non sono tuoi e passare un confine. Noi per poter portare questi bambini, diciamo, con noi, quindi con tutte, cioè abbiamo una idea di quello che abbiamo dovuto fare per avere i visti per far entrare questi bambini in Italia. Penso se fossimo passati per uno... Ecco, questo è il motivo per cui quasi tutti questi, diciamo, le persone che vengono dall'Africa finiscono in Libia, perché lo sanno perfettamente cosa c'è in Libia, però è l'unico confine aperto che ti permette poi, se hai un po' di fortuna, di superare le cose, diciamo, di superare i confini. Io non so se posso fare una domanda banalissima. Il titolo Ballon deriva da pallone, pallone del bambino che poi viene regalato. Sì, ballon o balloon, come volete, è il modo con cui si chiama il pallone, in tanti slang, quello inglese, quello diciamo spagnolo, sudamericano, eccetera. Quindi il titolo deriva da questa idea del niente, di un pallone, un semplice pallone che però per un bambino di un villaggio in Africa voi non potete immaginare che cosa è il valore che ha un pallone. Quando il pallone si sgonfia finisce il gioco, finisce l'infanzia, finisce tutto. Poi perché poi il pallone è metaforicamente la palla, no? È la terra, il pianeta tondo, no? E se si sgonfia la palla, se si sgonfia il pianeta affondiamo tutti, non è che c'è qualcuno che si può salvare, perché se o neri o bianchi o rossi, no? Di qualsiasi colore siamo. Ho apprezzato tantissimo sia il film che in presenza del regista che ci ha spiegato anche molte cose che si potevano capire anche dal film. Insomma, io ritengo che al di là dei contenuti umani ci siano dei fortissimi contenuti proprio di poesia. Io ho avvertito una vena poetica fortissima, però diciamo la domanda precedente, la prima domanda mi autorizza forse a fare una domanda, a iterare quel filone di domande che non sono così poetiche. Perché? Perché è stato dichiarato che il film non è solo un film, ma è anche un documentario, o è un incrocio tra un film e un documentario. Allora, se è anche un documentario, io mi sono chiesto durante la proiezione come mai ci deve essere un motivo, ma io confesso di non averlo capito, come mai se è un documentario si insiste così tanto su una casistica che appare del tutto improbabile, che appare del tutto irrealistica. Due ragazzini che non sanno neanche... non sanno assolutamente nulla, che da soli, con pochi soldi in tasca, riescono a viaggiare per un mese andando esattamente dove devono andare, senza sapere assolutamente nulla di
dove devono andare, però ci vanno e non sbagliano mai la strada. Poi hanno dei soldi che gli piovono dal cielo. C'è un nonno che sembrava poverissimo che improvvisamente tira fuori un sacco di soldi e glieli dà. E sono soldi che bastano per comprare tante cose e poi per campare un mese. Poi altri due che li raccattano in una maniera estremamente improbabile, in un deserto infinitamente grande. Quelli li trovano proprio 5 minuti dopo che si sono accasciati a terra, destinati a morire di insolazione o di sete, non so cosa. Li trovano per l'appunto fermandosi a fare pipì esattamente a 10 metri da dove loro si sono accasciati per terra. Non solo, ma poi hanno la magnanimità di regalare qualche soldino di tasca loro, e questi soldini servono poi per vivere per altro tempo e per pagare le esosissime tariffe di trasbordo degli scafisti che vogliono almeno $1.000 a testa. Cioè, questi arrivano con gli scafi, ma probabilmente molti di loro i soldi li hanno messi da parte con grande fatica, hanno dissanguato famiglie intere per mettere insieme un gruzzolo per poter pagare questi aguzzini di scafisti e così via. Ecco, la domanda è questa. Come mai è stato scelto in un film anche documentario una serie di improbabilità messe in fila che insomma diventano ancora più improbabili? Diciamo che se fosse così improbabile non arriverebbero 100-150.000 persone qui in Italia. È così che succede. Piovono dal cielo davvero i soldi? No, più i soldi non provano da nessuna parte, non è dal cielo. Noi, diciamo che il problema, questo non è un documentario, è un film logicamente. È un film che ha dentro di sé elementi, diciamo, di documentarismo che riguardano solo la prima parte, la parte del villaggio. Questo è quello che succede, cioè, ed è il motivo per cui non tutti ce la fanno ad arrivare qui da noi. Cioè loro attraversano, quando partono e quando si muovono, diciamo, quest'idea di andare verso il nord è l'unica indicazione che hanno. Poi è chiaro che succedono, ognuno ha una storia, cioè non è, diciamo, che tutto avviene così come avviene nel film. È chiaro che in un film c'è una dimensione, se volete, metaforica di racconto, cioè non è che dopo 5 minuti quelli li trovano, e poi non è così improbabile che nel deserto ci siano due speleologi che vanno in gita a cercare, che possono trovare. È successo nella realtà, cioè in questo film, se devo essere sincero, non c'è niente, diciamo, che è di invenzione. Tutto quello che c'è nel film sono cose che mi sono state raccontate, non è la storia di una persona, è la storia di tante persone, e allora tu racchiudi le cose. Poi è letteratura, è cinema, cioè le cose non è che le racconti, no, quanto deve durare un film? Deve durare 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi se racconti tutto quello che succede. È chiaro che ci sono dei tagli che si chiamano così, no? In cui tu passi il tempo e ti ritrovi da un'altra parte. La storia, diciamo, cioè la cosa più improbabile, perché non è vecchia la mamma che gli dà quei pochi soldini che ha messo da parte, con i quali si comprano, cosa si comprano? Un paio di scarpe al mercato. Quelle scarpe, fai conto che costano veramente niente, perché sono scarpe cinesi di plastica. Si comprano una camicia e uno zainetto, non è che si comprano chissà che cosa, è quello che gli serve, un po' di pane, un po' di biscottini che gli serve per camminare. Non lo so, sinceramente, vabbè, poi è chiaro che può essere anche improbabile. L'improbabilità è nel tutto. Cioè, ma voi pensate, cioè, ma veramente credete che un ragazzo, una ragazza, un bambino che parte dalla propria terra, parte con dei soldi in tasca, se c'è una guerra scappi, se ti distruggono il villaggio, perché arriva una banda di predoni che ti distrugge il villaggio, scappi con quello che hai addosso. Nel corso del tempo succede, cioè la Libia, che succede in Libia? Ve lo siete mai chiesto perché stanno alle volte anche un anno in Libia? Cosa stanno a fare lì? Perché li tengono per un anno prigionieri in Libia?
se hanno i soldi paghi il barcone e te ne vai, no? Trovi il passaggio, più o meno le cifre di cui si parla in media vanno dai 500 ai $1000, difficilmente pagano di più, perché stanno lì e lavorano come schiavi, li tengono alle volte un anno a lavorare, mettono da parte piano piano dei soldini e poi alla fine si pagano diciamo così, il passaggio in questi famosi maledetti barconi. E non so che dire, cioè io penso che in questa, cioè no penso, io sono certo, perché la storia, diciamo così, cioè, l'ho costruita rispetto a racconti. Chiaramente sono tanti racconti, però di fatto poi chiaramente un film sintetizzi il tutto, non è che come dire, no? Che fai, ti fermi, racconti, spieghi, no? È così, cioè poi se questo, come dire, lei lo vive come una cosa di improbabilità, allora forse dovrebbe chiedersi com'è possibile che arriva, cioè non dovrebbe arrivare nessuno qui da noi se fosse così improbabile la cosa, però poi la vita è così e si affrontano, qualcuno ce la fa, qualcuno non ce la fa, tanti non ce la fanno, qualcuno ci riesce, e così diciamo che vanno le cose nel bene e nel male. Grazie degli interventi. Io chiederei al professor Famiglietti di dirci qualcosa da un punto di vista particolare, ma penso necessario anche questo. Grazie, buonasera, scusate, complimenti. Per non ingenerare, diciamo, reazioni da cineforum fantoziano, cercherò di dire poche cose, anche se il film ne sollecita tantissime. Il film coglie alcuni dei punti nodali e dei nervi scoperti di un fenomeno epocale e inarrestabile, quantomeno dal nostro punto di vista. Anzitutto la questione della Libia. Per affrontare la questione della Libia vi fornisco un dato probabilmente noto ai più. Nel corso del 2017 gli arrivi, gli sbarchi, come si suol dire, sono notevolmente diminuiti rispetto al trend crescente degli anni precedenti. Il 2016 segna il picco intorno ai 180.000, il 2017 si abbassa notevolmente, gli arrivi sono poco meno di 120.000. Il dato però va disaggregato, perché nella prima parte del 2017, esattamente da gennaio a giugno, il dato è ancora crescente, cioè segue il trend dell'anno precedente. Dalla estate in avanti, nella seconda metà del 2017, il dato precipita. Perché? Perché l'Italia nel frattempo ha sottoscritto un accordo con il governo libico, un accordo di cooperazione dove in cambio di tantissimi soldi e tantissime attrezzature il governo libico si impegna a pattugliare le coste e quindi a ridurre le partenze. Ora, già parlare di governo libico è difficile, perché in Libia ce ne sono almeno 3 che si autoproclamano governo. Insomma, l'Italia ha trattato con quello che sembrava essere il meno peggio. E dietro, ripeto, un esborso notevolissimo, in cambio abbiamo ricevuto questo pattugliamento che ha drasticamente ridotto il numero degli arrivi. Chi sono i 2 ragazzi? I 2 ragazzi, se quando, immagino, spero, arriveranno in Italia, per il diritto italiano, per il diritto, diciamo, europeo, sono minori non accompagnati, cioè minori, secondo la legislazione italiana, rispetto ai quali non c'è un adulto che ne ha la responsabilità. Dunque devono essere protetti, sono soggetti vulnerabili, particolarmente vulnerabili, e dunque devono essere incanalati in percorsi particolari di protezione, ma un problema importantissimo quando si ha a che fare con minori non accompagnati è quello della loro identificazione. Quando arrivano in un centro di primissima accoglienza, Lampedusa, Pozzallo e così via, il problema non è, nel caso di minori, capire da dove vengono, ma capire se effettivamente sono minori. In genere si tratta di fratelli, di fratrie, 2, 3, 4, dove ce ne sono 1, 2 evidentemente minori, altri rispetto ai quali si hanno dei dubbi.
E allora bisogna procedere a degli accertamenti prevalentemente medici, la radiografia dell'osso del polso che ci dà una, diciamo, misura sufficientemente ragionevole circa la determinazione dell'età, e a quel punto incanalarli in percorsi. L'anno scorso abbiamo avuto una legge, il Parlamento ha fatto una legge sui minori non accompagnati che in verità poco ha aggiunto rispetto ai già previsti percorsi di integrazione e di accoglienza. Su questo dato però vorrei portare la vostra attenzione e farvi riflettere su quella che è stata la questione spesso agitata negli ultimi mesi della precedente legislatura, quella che è finita a dicembre scorso, ovvero la questione dello ius soli. Ve la ricordate, questo tema che è stato negli ultimi 2 anni agitato più volte? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cittadinanza, tema lontanissimo rispetto al racconto che abbiamo visto, ma che comunque ha a che fare con questo tema. Perché la questione dello ius soli si sarebbe proposto di andare ad incidere sulla legislazione in tema di cittadinanza. La legislazione attualmente, in quello che è il suo nervo scoperto, la normativa risale all'inizio degli anni 90, prevede che chi nasce in Italia, ma sia figlio di genitori extracomunitari, deve attendere il compimento dei 18 anni per chiedere la cittadinanza italiana. Bene, ve la faccio breve, vi risparmio tanti passaggi. Questa proposta innanzitutto incideva su questo aspetto. Non basta però, non sarebbe bastato soltanto nascere in Italia per avere la cittadinanza italiana, infatti ci è stato raccontato come ius soli, qualcuno addirittura come ius soli duro e puro, in realtà all'americana per intenderci. No, non è così. Secondo quella proposta non sarebbe stato sufficiente semplicemente essere nati in Italia. Era necessario essere nati in Italia, ma almeno uno dei 2 genitori doveva essere un soggiornante di lungo periodo, cioè avere un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, dunque dimostrare un notevole radicamento con l'Italia. Ma non è questo il caso. Quella stessa proposta però si preoccupava di prevedere che acquistasse la cittadinanza italiana chi facesse ingresso nel paese entro il 12° anno di età, dunque nato all'estero. Entro il 12° anno di età, purché però frequentasse un percorso di formazione, un ciclo scolastico della durata di almeno 5 anni. Chi fa ingresso entro 12 anni, chi avesse fatto ingresso entro il 12° anno di età e avesse compiuto un percorso formativo della propria personalità, immaginate il significato che possono avere nella formazione della personalità di un fanciullo 5 anni di scuola elementare, formidabile. Ma poi quella stessa proposta si preoccupava anche di coprire la successiva fascia anagrafica, chi fosse entrato in Italia tra i 12 e i 18 anni. In questo caso il criterio veniva del cosiddetto ius culturae, della formazione culturale, veniva ulteriormente declinato, nel senso che se facevi ingresso tra i 12 e i 18 anni, questo ciclo, per portarti alla cittadinanza italiana, questo ciclo di formazione avrebbe dovuto essere di 6 anni. Non se n'è fatto di nulla. La campagna elettorale poi si è concentrata su altri temi, non si sa il futuro a cosa ci porterà. Altro punto che vorrei toccare in modo molto veloce in base a quello che Pasquale Scimeca ha detto circa le difficoltà che loro hanno avuto, la troupe ha avuto nel far avere i visti ai 2 ragazzi per portarli in Italia. Questo è uno dei temi più delicati e più subdoli di quella storia che abbiamo visto. Perché? Esiste e circola all'interno delle periferie consolari e delle ambasciate di tutti i paesi dell'Unione Europea il cosiddetto e famigerato manuale visti. Cioè l'Unione Europea invia nelle ambasciate e nei consolati nel sud del mondo degli Stati membri un prontuario per concedere i visti per entrare nei paesi dell'Unione Europea. Il visto è l'autorizzazione che serve per entrare regolarmente, poi una volta che sei entrato regolarmente devi chiedere il permesso di soggiorno, ma questa è un'altra storia. Il visto, cosa c'è scritto in questo manuale visti? C'è scritto che se il soggetto richiedente
non corrisponde ad un determinato profilo, il visto non glielo devi dare, perché presenta un elevato rischio migratorio. La legge prevede che per poter fare ingresso in Italia tu debba avere il passaporto, il visto, tu debba avere, se chiedi un visto turistico, per esempio il biglietto aereo, il volo di ritorno, la prenotazione alberghiera, la dimostrazione di sostanze sufficienti per mantenerti, eccetera, eccetera. Ma se tu hai tutto questo, ti manca il visto, vai a chiedere il visto, però non rientri all'interno del profilo, nel manuale visti c'è scritto che se il tuo profilo non corrisponde socialmente al profilo tracciato, a te il visto non lo daranno mai. Chi sono i soggetti ai quali non si fa nessuna difficoltà nell'avere il visto? Coloro che occupano, c'è scritto testualmente, vi invito a cercarlo in rete, coloro che occupano una posizione sociale chiara. Un avvocato, un medico, il membro di una ONG, un professore universitario, se hai la casa di proprietà, se hai un reddito stabile, bene, per costoro nessuna difficoltà ad avere il visto. Ma se tu non rientri all'interno di un profilo socio-economico, a te il visto non lo danno. Dunque, seppure tu presenti tutti quei requisiti, ma non rientri all'interno di quel tipo, la strada che ti rimane da percorrere è quella. L'altra strada è quella che ti porta ad attraversare il mare di sabbia, i centri di detenzione, diciamo così, libici, e poi a intraprendere un viaggio che se si conclude su una banchina di un porto italiano. Questo era quello che, diciamo, grosso modo pensavo di dire, rinnovando ancora i complimenti al regista, vi saluto, vi ringrazio ed eventualmente resto a disposizione. Il problema giustamente è il profilo, il problema è l'identità. Cioè, i nostri bambini non avevano documenti, non sapevano che quando erano nati, cioè non erano iscritti in nessuna anagrafe, non esistevano per lo Stato della Sierra Leone, come i nostri bambini, centinaia, migliaia di altri bambini, altro che il profilo. Cioè noi abbiamo dovuto fare quello che facciamo tutti noi bianchi, cioè corrompere, cioè per fargli avere il passaporto. In una settimana gli abbiamo fatto avere il passaporto, cioè prima gli abbiamo fatto avere un falso documento di nascita, cioè abbiamo pagato qualcuno che dichiarava che erano nati in questo posto, erano figli di Tizio e di Caio, e poi il passaporto, altri soldi da pagare. Questa è la realtà, altro che visto. Cioè prima di arrivare al visto, per i nostri bambini, per avere un visto, per poter venire con noi qua in Italia, dovevano andare, perché non c'era l'ambasciata in Sierra Leone, l'ambasciata italiana è in Costa d'Avorio, quindi dovevano andare dalla Sierra Leone alla Costa d'Avorio. Non so come avrebbero mai potuto fare se non ci fosse stata, diciamo, se non c'eravamo noi bianchi che garantivamo e che comunque abbiamo in qualche modo con un po' di soldini fatto tutto questo. È impossibile, è l'unica strada che hanno. Il discorso che faceva il signore forse si riferiva ai migranti economici, ma quelli che arrivano da noi non è che sono tutti migranti economici, cioè quelli che vendono, come dice, no, si vendono tutto, le famiglie, bla 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 bla, e gli danno i soldi per attraversare. Una buona parte sono profughi, cioè sono gente a cui bruciano il villaggio, a cui uccidono i genitori e che si mettono in cammino. È un cammino, ragazzi, perché pensate che è impossibile? Se fosse impossibile non arriverebbe uno di migranti in Europa. Se arrivano ci sarà un motivo, vuol dire che in qualche modo c'è una strada, che è a piedi, che è pagando qualcuno che ti accompagna un pezzo di strada, poi un altro, poi ti fa un altro pezzo a piedi, poi qualcun altro che ti aiuta e ti fa... Perché poi, cioè, voglio dire, perché pensate che sia probabile, ragazzi? C'è l'improbabilità, cioè, non esisterebbe la letteratura. Cioè, la letteratura è tutta improbabile, quando leggi, cioè, no, finisce un capitolo e inizia un altro. Il cinema ha una lingua che è purtroppo fatta di salti, no? di tagli che vanno in avanti e anche indietro nel tempo con i flashback, no? Quindi
allora, tornare al discorso che è molto scientifico e molto preciso, il problema cioè non è quello di dire no, cioè, come arrivano qui da noi, il problema è cosa facciamo noi quando arrivano e soprattutto cosa pensiamo di fare noi quando loro stanno lì, perché vi assicuro nessuno ha voglia di lasciare, ma chi è quel folle che ha voglia di lasciare la propria terra, i propri cari, le persone che ama, i paesaggi che vede, il proprio mondo, per andare in un mondo dove noi siamo bianchi, cioè dove siamo diversi, cioè, che non è che il problema è che per noi loro sono diversi, anche per loro noi siamo diversi, siamo un'altra cosa, c'è una cosa di cui non solo diciamo ci guarda fisicamente diversi, ma hanno anche paura di noi, perché noi per secoli eravamo gli schiavisti, quando un africano vedeva un bianco nei tempi passati aveva paura, perché non sapeva bene perché c'era il rischio che questo lo prendeva, lo metteva in catena e se lo andava a vendere. Quindi allora, diciamo, per superare tutto questo, per cercare di capire, questi, come possiamo noi fare qualcosa? Ecco l'altra domanda che mi sono sempre posta e che ho cercato poi diciamo, intanto per cercare di fare qualcosa per ridare, non per una questione di pietà, per ridare quello che gli abbiamo tolto, per cercare di aiutarli nei limiti del possibile, di quello che ognuno di noi può fare, come fanno i missionari, come fanno tanta gente che lo fa. Questo diciamo, è l'altro, perché poi questo film non è solo, diciamo, non ha solo due aspetti, quello artistico, poetico, quello di raccontare un pezzo di realtà. Questo film è anche un progetto che significa che poi la mia idea è di cinema etico, non documentario, ma etico, che è un'altra cosa ancora, cioè quello di ritornare, cioè noi abbiamo la fortuna, io personalmente, ma noi che l'abbiamo fatto il film, la fortuna di fare il nostro lavoro, quello che amiamo fare, di fare arte, poi non lo so se ci riusciamo, però questo è il nostro intento. Ecco, in che modo possiamo restituire queste cose nel luogo che ci ha ospitato, che ci ha accolto, che ci ha trattato da fratelli, da padre, eccetera, nel modo più semplice possibile, rinunciando a quello che è il mito del nostro tempo, al denaro, all'utile, no? All'arricchimento. Quindi tutto quello che noi riusciamo a fare con questo film in termini di biglietto che voi avete pagato questa sera ritornerà lì in quel villaggio, ritornerà sotto forma di un aiuto concreto, non diciamo piccole cose, però sono le piccole cose che cambiano poi la vita e la realtà. Rifare il pozzo, che purtroppo nel frattempo quel pozzo che avete visto lì, che nel frattempo si è rotto, e quando le cose si rompono in Africa non si aggiustano, non ci sono i pezzi di ricambio per aggiustarli. Quindi risistemare il pozzo, rendere l'acqua potabile, perché l'acqua non è potabile, quindi comprare diciamo, i filtri per rendere l'acqua potabile. La scuola, avete visto in che condizione è quella scuola? Cioè, io non so come fanno 3 classi nello stesso spazio, ognuno concentrato, i nostri bambini, no? Se tiene la finestra aperta si distraggono ed è difficilissimo e loro eppure ci riescono, quindi rifare quella scuola, dargli un senso a quella scuola, pagare i maestri, perché l'altro problema sono che i maestri non vengono pagati dal governo, quindi fanno lezione quando ne hanno voglia e quando possono. E poi la cosa più importante di tutti per quanto ci riguarda è il problema della salute, quindi cercare di portare un presidio medico che possa curare, io dico i bambini, ma in realtà in quel villaggio su 500 persone 320 hanno meno di 10 anni, sono tutti bambini. In Africa, no, quando si dice, io ho sentito dire da qualcuno, mandano via i bambini, ma lì sono tutti bambini, cioè la popolazione in Africa l'età media sono 30, cioè difficilmente si arriva a 40 anni, cioè nel villaggio le persone della mia età ce n'erano 5-6 in tutto il resto erano tutti diciamo, quindi i bambini, curare le malattie quelle più comuni, quelle la malaria, le infezioni, quindi fare questa cosa. E poi l'ultima cosa che vogliamo fare, tanti mi hanno detto ma tu sei matto, cioè quelli hanno bisogno di mangiare, tu vuoi fare questo? Sì, perché il gioco per i bambini è più importante alle volte anche del cibo, un campo sportivo e portare i palloni per poterli fare giocare, perché poi per loro poter giocare a calcio è il massimo della felicità, avere un pallone che non si sgonfi, perché quando il pallone va nel bosco
non ce la siamo inventata noi, è così, ci sono le spine, si buca e finisce il gioco e non si gioca più. Prima di avere un altro pallone ce ne vuole, bisogna che i missionari gli mandano un altro container, e alle volte passano anche 6 mesi prima di poter avere un altro pallone con cui giocare, quindi pensate a questo, pensate che questo film che quindi anche questi soldi che voi avete speso per il biglietto saranno utili, spero, per fare qualcosa di buono e per chiudere il cerchio del concetto, dell'idea che io ho di cinema, che io ho di arte, che non può essere assolutamente slegata dalle condizioni della realtà e che deve servire per cambiare la realtà a livello della mente e quindi aprire la mente alla comprensione delle cose, ma anche poi concretamente per fare ognuno quel poco che puoi fare per cambiare la vita concreta delle persone, o dare un aiuto, dare una possibilità alle persone di poter andare a scuola, di non morire di malaria, piuttosto che di poter giocare anche a pallone per i bambini che ne hanno tanto bisogno. Altra domanda? Se andiamo di per letto? Grazie. Il governo della Sierra Leone vi ha sostenuto, vi ha ignorato, No, cosa ha fatto? niente. I governi, se non si sta in Africa non si può capire che cos'è un governo in Africa. Cioè, tu vai lì, paghi sempre i famosi $800 per avere i permessi, poi fai quello che vuoi, non c'è nessun tipo di... Diciamo, non è come da noi, non ci sono strutture, cioè non c'è un'area. Se vai in una, diciamo, se ti rubano qualcosa e vai in una caserma di polizia, devi prima, quando arrivi per poter fare la denuncia devi portare i soldi per comprare la penna e la carta, perché non ce l'hanno. Se vuoi che vengano a vedere le cose devi comprargli la benzina perché non ce l'hanno da mettere in questa specie di moto che quando hanno le moto e quando funzionano. È tutto un mondo, diciamo, che per noi è impensabile, però quello quella è la realtà e con quella devi fare i conti. Poi sono persone straordinarie, belle, non so, come in tutto il mondo c'è il buono e c'è anche quella che noi chiamiamo corruzione non è corruzione, credetemi, io l'ho capita questa cosa, cioè non è che i tuoi 800, perché non li pagano, che spesso gli impiegati dello Stato non vengono pagati, i poliziotti non vengono pagati, quindi in qualche modo devono trovare il sistema per sbarcare il lunario, però ti fermano, tu sei bianco, danno quei soldi e ti dicono non hai la cintura, dice nessuno che ha la cintura, ma tu non hai la cintura. Vabbè, capisci che cosa vogliono dire, prendi 50.000 leons che sono 4-5 euro, glieli dai, loro sono ben contenti perché più o meno è metà stipendio di un mese, quei 50.000 euro che gli hai dato, quei 5 euro che gli hai dato. Questa è, non c'è neanche non me la sento neanche di condannare, poi diventa un gioco, no? Una cosa. Cioè lì hanno un sistema per fermare, vi dico solo questa cosa e poi ce ne andiamo un po' ridendo, hanno un sistema per fermare, quando ti fermano, i posti di blocco, non è che viene il poliziotto con la paletta, c'è un poliziotto seduto sotto un albero perché fa caldo, poveraccio sia stato il letto, sotto un albero con una corda legata dall'altra parte della seconda, ti deve fermare, tira la corda che si alza e ti ferma, cioè tu scendi dalla macchina, solito prendi i 10.000 leons, quello che è, gli dai, è tutto contento, che braccia, fratello, dimmi. Sono i ragazzi, scusate, di dove siete voi? Ciao. Sì. Io sono del Congo. Ah, Congo? Sì. Appena mi è finito un dubbio, no? Perché dall'inizio del film fino alla fine sembra tanto solo del villaggio, non lo so, quelli che vengono qua, come non lo so, prendono le sbarchi, tutti questi, sono soltanto quelli del villaggio oppure quelli delle grandi città, diciamo?
Questo me lo devi dire tu, No, È che praticamente sul film è attaccato solo la parte del villaggio tipo dell'epoca antico, praticamente sì. E hanno mostrato anche l'aspetto delle città. Io vengo dall'Africa, da Congo, e nel film ho riconosciuto solo la parte antica dell'Africa, no? In cui i bambini mangiavano con le mani, non c'erano strade, giusto che anche da qualche parte non ci sono strade, sì. Quel concetto non ho capito perché proprio perché l'Africa è... Perché, no, ma io capisco perfettamente, perché quello che volete dire voi. Cioè noi siamo arrivati in Sierra Leone, siamo arrivati a Freetown, che è una città più o meno grande come Milano, forse di più di Milano. Poi abbiamo cominciato a andare verso l'interno, finita Freetown, tutta la Sierra Leone sono villaggi così. Tutta così, cioè non solo, ma anche la Guinea Conakry è così, anche il Mali è così. Cioè ci sono le grandi città dove c'è un mondo, per me infernale, è molto peggio che stare nei villaggi, e poi l'Africa è questa, cioè migliaia di villaggi dove la gente vive più o meno nelle condizioni che avete visto qui nel film. Io questo ho visto, certo non sono andato in Congo, non ci sono andato perché non potevo andarci, però diciamo, come tu sai, no? Ci vogliono i visti, insomma è complicato muoversi, però tutti dove siamo andati più o meno la realtà era questa. Cioè, in Sierra Leone ci sono due grandi città, Freetown, come si chiama quella? Kent, quella del presidente, non mi ricordo il nome in questo momento, vabbè, e poi tutto il resto sono villaggi, e Makeni, e poi tutto il resto sono villaggi. Cioè non è che la gente vive così, cioè io non so voi, diciamo, quello che ho visto ragazzi, cioè io non sono africano, quindi non vi sto raccontando l'Africa, vi sto raccontando quello che ho visto, quello che ho capito, quel poco che ho potuto capire, perché insomma penso che ci vorranno 20 anni, 30 anni per poter raccontare l'Africa nella sua complessità. E parlando con tanti ragazzi giovani come voi che stanno lì, proprio questa è la cosa che io parlando con loro ho detto, ma raccontatecela voi la vostra Africa. Cioè perché cavolo? Cioè, una volta c'era una cinematografia africana molto bella, molto forte, con grandi autori, no? Del Senegal, eccetera. Perché ora non c'è più? Cioè, perché diciamo, non c'è più nessuno che ci racconta l'Africa? Sarebbe più bello se ce la raccontaste voi dal punto di vista geografico, cioè, perché capisco che ci sono, no? Cioè, le realtà sono sempre più complesse di quelle che sembrano, però ripeto, c'è un film, cioè non è un saggio, cioè, il signore, forse questo pretendevo prima, cioè un saggio significa che mi metto lì e scrivo 100 pagine, 1000 pagine, 10.000 pagine in cui spiego tutto. Il film è qualcosa che ha a che fare appunto con l'arte, con la poesia, è simbolica la cosa, cioè, c'è un elemento che ha a che fare col simbolo delle cose, non è perché io ho voluto raccontare quella cosa lì e non ho voluto raccontare la città, perché dovendo scegliere che cosa raccontare ho voluto raccontare qualcosa che fosse facilmente comprensibile a tutti. Non so se mi sono spiegato bene, perché se io facevo questo film a Freetown avrei dovuto raccontare altro, era tutto molto più complesso, cioè, diciamo, e non bastava un film per raccontarlo, ce ne volevano 2, 3, 4, 5, oppure avrei dovuto scrivere un libro. Ma io faccio il cineasta, non scrivo libri, no? Perché in un libro tu hai 1000 pagine e puoi raccontare tutto nei particolari, eccetera. Però a me piacerebbe veramente se ci fosse una cinematografia africana giovane che raccontasse a me che cos'è l'Africa, se mi raccontasse tutte le contraddizioni, le particolarità, le problematicità, eccetera, eccetera. Spero che questo avvenga perché è importante per noi, cioè dobbiamo confrontarci, dobbiamo parlarci, questo è il problema, non dobbiamo rifiutarci l'uno con l'altro, perché a forza di rifiutarci poi succedono gli odi, eccetera, quindi
Cioè, io sono disponibile a sentire, ascoltare, a parlare, cioè a recepire, perché poi alle volte è chiaro che una realtà non si... Cioè, io sono un intruso, cioè, in pochi mesi non puoi capire le cose tutto, quindi devi cercare un punto che è quello simbolico, che diventa facile, cioè facile, comprensibile da tutti, perché se incominci a metterci dentro cose complesse diventa incomprensibile, cioè c'è bisogno di più tempo, c'è bisogno di maggior... Ma forse se ci riescono, spero di poter tornare in Africa oltre che per portare, per aiutare i miei bambini che ho lasciato lì, tutti, anche per magari fare un altro film, e forse racconterò, se ci riuscirò, una realtà diversa da quella di un villaggio, spero. Non so se mi sono spiegato bene. Ok? Magari tirare su anche qualche giovane operatore africano. Sarebbe bello fare una scuola di cinema in Africa per insegnare a questi ragazzi a esprimersi, che loro sono poi dei ragazzi con l'intelligenza incredibile, cioè imparano le cose in un modo, cioè con una velocità e con una capacità che per noi alle volte è impensabile. Sono un popolo giovane e hanno la mente ancora libera da tutte le schifezze che noi abbiamo messo dentro in questi secoli e secoli. Spero che imparare anche noi qualcosa da loro. Buonasera a tutti e grazie ancora.